Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano, andiamo avanti con la carriera su MotoGP. Adesso mi do ancora qualche gara con qualche aiuto a livello di flashback per trovare la forma perduta. Andiamo avanti intanto, se la serie può piacere la portiamo, insomma nessun problema, una voglia di giocare a MotoGP incredibile, però mi rendo conto che il MotoGP non è più quello di una volta e io non sono più quello di una volta, sono un povero boomer invecchiato. E niente raga, quindi posizione siamo 12esimi. Dobbiamo fare punti per cercare di stare davanti incredibilmente a Marquez, ad Alex Marquez, così da diventare first pilot, e proprio in un inglese di padre lingua. Pronto a partire dalla pole position? Vai raga, Ancora pochi istanti. andiamo, vediamo di fare meno flashback possibile, mi do ancora un po' di margine, perché non sono messo bene. Per la prossima gara metto solo danni visivi, visto che mi avete detto che è troppo svantaggioso e la CPU praticamente non ha sti problemi, allora sinceramente anche no. Ottima partenza, non sublime ma ottima. Adesso vediamo di fare una gara decente. Ma i fasti di un tempo sono veramente lontanissimi. No, qua. No, non sono io, non sono io. Qua mi becco anche la penalità. No. Qua sì, però qua sì, dai. Cerchiamo nel primo giro di non perdere già 4 avvertimenti, grazie. Vara. Scusami. Qua mi becco sicuramente il secondo avvertimento, già che bello. Oh no, incredibile, no. Ma qua sei tu stronzo però. Dai. Mamma che dura. Undicesima posizione. Marquez è davanti nella classifica, quindi rimane lui il primo pilota. Ma intanto interessa però in questa prima stagione non usare più i rewind. Sto provando qualche gara anche singola, che le cadute dipendono, una gara ce ne possono essere 0, altre 2-3, quindi è proprio randomico. Ecco, guidiamo un pochino intanto, dopo no, non darmi da verti io, ecco questa è una roba. Ah ok, no, già sui coglioni, persone becco un altro sicuro, cioè il taglio pista è troppo severo, secondo me. Cosa? Anche la guida pericolosa, anche la guida pericolosa, andate a fare in culo con tutto il bene che vi voglio. Stare attenti con le gomme quando c'è l'usura gomme, so cazzo. Quattro punti dividono Marquez dal Cume. Allora 1,57 Bagnaia e noi giriamo sull'1,58, un secondo più lenti.
pulito ne ho per fare una bella gara. Mamma mia. Questo un po' di consigli ragazzi, ma cerco di metterli a punto, ma non è facile perché non ho proprio la misura del freno dell'accelerata. No, eccola, moto gialla, ma vai in cura Tossorea. Incredibile, incredibile. Non ne veniamo fuori, raga, non ne veniamo fuori. La prossima gara togliamo sta cosa che ce l'abbiamo solo noi, secondo me. Leggera scodata, ma mi salvo. Leggera scodata, ma mi salvo. Solo che siamo sempre in posizioni non nobili. Il Kuma ci sta provando con le unghie, con i denti, maledura. Le dura Beppe, le gomme stanno inesorabilmente consumando. No, prendiamo la scia alla grande, prendiamo la pazzia, no, non provo niente. E fammi andare. Mamma mia, fiore di panico. Attenzione. Le gomme se ne stanno andando, siamo a metà gara, fiore. Concedetevi un po' di paura. Concedetevi. Meglio arrivare che non arrivare. Con calma, come essere un buon giro rispetto a quelli precedenti. Chiaro che non spingo tanto, ho paura raga, cioè non ho ancora la dimestichezza purtroppo. C'è tensione Beppe, c'è tensione. Bella, questa è bella. No, mi butta giù lui, dai però, che palle. Vai. Primo flashback. Palle. Speriamo di non usarne più ragazzi, che è una roba che odio ai massimi. Mi sta sui maroni che non avete neanche idea. Per colpa di un pazzoide. Cosa mi sono messo? Di nuovo su MotoGP, lo stress è ai massimi. Dai, ma non impennare. Prendiamoci qualche posizione, abbiamo solo 2 punti da Marquez. Ancora così che perdo tempo e basta. Aia.
Mamma mia, per poco avvertimento, ma non male. Le gomme non esistono, signori, le gomme non esistono. La cosa, ahimè, è ufficiale ormai. Bisogna pitturare. No. No, e mi dà l'avvertimento qua. È pericoloso, mancano ancora 3 giri. Questa è una spada di Damocle pesantissima. Al prossimo avvertimento è penalty. Aia, è penalty. Sì, me la becco qua. Che bello, evviva! Grazie, gioco. Questa ci sta, quella del taglio proprio no, del taglio pista. Long lap cazzo, stronzata. Ho 3 giri ovviamente, non lo faccio, non adesso. Guardalo, guardalo, guardalo. Il problema è che ne faccio troppi avvertimenti nel primo giro, quello è il problema. Dico che le gomme stanno andando. Non la tengo più. A posto. Guardalo, guarda. Mamma mia. Secondo me non è mia la penalità, questo è il mio modestissimo pensiero, però è ingovernabile la moto adesso. Avvertimento, vabbè. Sto long lap purtroppo è una rottura di maroni devastante. Peccato che sto giocando comunque posizioni buone, insomma, per essere tornato dopo tanti anni a giocare. Siamo a 75 di livello. Bene. Faccio all'ultimo giro, ragazzi, me ne frego. In questo momento siamo a pari punti con Alex Marquez, però è chiaro che con la penalità ne perderò tante di posizioni, secondo me. Il livello è quello giusto, quando comincio a prendere il ritmo ogni giro me li posso pigliare, secondo me. Questo è il mio modesto opinione, anche se i primi sono molto avanti, Sì, vai, anche troppo, dai, ripeto, se fai i giri così li ripigli. Mamma mia, le gomme non esistono. E inizia l'ultimo fottutissimo giro. Ricordiamoci a long lap. È fondamentale il long lap, purtroppo. Diciamo che il podio è distante, ma ci sta, è giusto che sia così, te lo devi sudare il podio.
metterci il long teoricamente, Eccolo qua, long, lap. Vai. Oh! Ma scusa, ma sei automatico? Boh. Non è più automatico. Non capisco il perché. Dopo controllo, forse sono cambiate le opzioni. Vai, quarter. Che balle. Ma non rompere i maroni. Forse mi si è disattivato il giro di penalità automatico, credo che. Mamma mia, oh. Dai, andrebbe anche bene, con long lap ci sta a finire così. Alla fine, dai. Ecco, questa curva, avevo capito che questa curva 2 volte qua ho sbagliato. Vabbè, bello. Finisco in Pochi minuti, i primi 3 piloti raggiungeranno il podio per la meritata premiazione. Noi nel 13esimo. frattempo diamo uno sguardo alla classifica. La classifica ci vede quinte 52 punticini. Marc Marquez in una fuga incredibile. Ok. Dai, pian pianino, stiamo un po' migliorando, dai. Andiamola così. Dai, un po' di roba arriva. Non superato, vabbè. Moto d'orgoglio. Quindi ingegnere di pista. Facciamo l'aerodinamica, dai. Vai, facciamo questo. Vai. Raga, pole position per 11 millesimi. Vabbè, questa è una gara che conosco e quindi ho fatto un giro da paura. Dopo in gara sarà tutta un'altra storia, ma vediamo. Oh, là. Questo è il come che vogliamo. E che cazzo. E senza fare riavvii. Secondo me qua ce la facciamo, speriamo. Almeno quella da 5 giri sicura, quella da 9 vediamo. Perché tanti giri le probabilità aumentano. C'è poco da fare. Non sembra ci siano problemi, sono tutti pronti per partire. Pochi secondi e dopo il semaforo Che bella scatenate partenza in l'inferno. pole. Go, go, go. Si parte, subito a schifo, ma si parte. Ocio, ocio. Vai. Se la gara la conosco ho più chance di vincere, però è chiaro che sarà dura. Sicuramente questa è una gara che il Cube conosce benissimo, anche perché anche sul GP4 la sto portando parecchie volte, ma che Cube! Comunque nelle gare che conosco potrei anche, come si dice, alzare il livello, anche sopra 75 sicuro. Però l'obiettivo è non prendere, qua sinceramente se cado non riavvio. Ecco, sei zitto come. Se il talentissimo riesce a tornare.
Mamma mia, le scodate come indiane. Ma potevo sicuramente farla meglio. Vado molto da gara a gara purtroppo. Qua ragazzi, come sublime, sublime. Primo giro, quasi come i vecchi tempi. Ecco qua ogni tanto ste scodatine positive. La pista per me è importante, lo sapete. Dai, se prendiamo la mano andiamo all'80%. Questo è l'errore che devi fare. Aia. Guarda. Vai. Vedi, questo mi manca ancora, la capacità di non cadere. Adesso c'è molta rabbia per il veneziano. Adesso cominciano gli avvertimenti ovviamente quando sono in lotta. Che brutta caduta, che brutta caduta. Dopo un errore mio clamoroso. Che per questo nuvoloso ma non pioggia. Oh. Che rabbia, che rabbia. No, ancora no. A caccia di punti. Mamma mia, questo è giusto, ragazzi. Sono andato parecchio fuori. Non riesco. Sono in lotta, ma perché non riesco a superarli facilmente? Avevo 2 secondi da Marquez, porca miseria. Come aggressivo, ma corretto, spero. Infatti, non dicono niente, questo è importante. Mamma mia, Rosy Binder, signori, Rosy Binder. Avevamo il passo per vincere sta gara in cura. Ed è fastest probabilmente, sì. Che brutto errore, mi sta costando la vittoria nella sprint. Però stiamo migliorando, ragazzi, nelle gare favorevoli ancora c'è il cume. Devo solo non cadere, cosa non semplice, ma... Odino Gattuso davanti, signori. Dai, spingi sto catorcio infernale. Sono caduto nella sprint, paradossalmente ho meno tempo, quindi era... Va, caduta, non è colpa mia davanti a me, no colpa mia, no colp.
No colp, no colp. Sembra una caduta da ritiro. Però sto buttando via un podio almeno, No! Niente da fare. Vabbè, aspetta un attimo, cioè. Niente, non siamo ancora pronti. Non siamo ancora pronti. Non ho il ritmo di tanti giri al meglio. No ritmo. Manca la costanza. Manca Maurizia Costanza. No, con calma, con calma. Ripeto, questa è una stagione test. Stagione test per il talentissimo. C'è poco talento e tanta pazzia, ma vabbè. Dove la costanza di fare tutti i giri come il fastest, cioè, o quasi almeno. Dai, recitiamo qualche position. Peccato che... Vabbè, 11°, va bene così. Contento anche, l'ho finito in top 5, 15, quindi va bene. Mentre i piloti compiono il giro di rientro, vediamo E insieme così, la raga. classifica finale della gara appena conclusa. Ci vediamo per la gara, diciamo, ufficiale nel prossimo video, ragazzi. Stiamo un po' migliorando, ci vuole pazienza, ragazzi. Ci vuole tanta, tanta pazienza. Ciao!